Terminato il tempo di Pasqua, dopo le feste della Santissima Trinità e del Corpus Domini, la liturgia del tempo ordinario ci ripropone la lettura continua del Vangelo secondo Marco che caratterizza questo anno liturgico B. Ricominciamo con la 10ª domenica del tempo ordinario. In questa domenica ci è proposto dal Vangelo secondo Marco un brano tratto dal capitolo 3, dove l'Evangelista mostra un difficile rapporto di Gesù con i suoi parenti e gli scribi venuti da Gerusalemme. In qualche modo sia i familiari di Gesù, sia le autorità teologiche della capitale hanno un giudizio negativo nei confronti di Gesù. I suoi parenti dicono è matto, è fuori di sé. Gli scribi dicono è posseduto dal diavolo e lavora come un inviato del diavolo. Lo scontro duro si ha fra Gesù e queste autorità religiose e si trova al centro del racconto, mentre la presenza dei parenti apre e chiude la scena, inquadrando il centro e sottolineando che il dramma era molto diffuso al tempo di Gesù. Molti, cioè, vicini e lontani, dubitavano di lui e lo contestavano. Ma il tema che la liturgia vuole sottolineare in particolare è il dramma dell'uomo dominato dal male, sotto il potere di Satana. E nello stesso tempo si mette in rilievo come Gesù sia il liberatore dell'uomo, colui che è più forte del diavolo e combattendo contro il nemico dell'uomo lo sconfigge, liberando finalmente la creatura umana. Viene adoperato nel testo evangelico un antico termine ebraico per qualificare il diavolo, Belzebul. È un termine popolaresco, utilizzato quasi con valenza volgare. Si tratta di un antico nome cananeo di una divinità dei popoli che abitavano nella terra di Israele. Era il culto di Baal, che vuol dire signore, e Zebub indica il principe, uno dei tanti titoli onorifici che venivano dati a Baal. Ma gli scribi e poi il popolo nell'epoca giudaica avevano deformato quell'antico termine mitologico in Belzebul, che vuol dire signore delle mosche, alludendo quindi allo sterco su cui le mosche si posano, e questo termine volgare veniva utilizzato per parlare del diavolo in modo dispregiativo. Dicono di Gesù che scaccia i demoni in nome di Belzebul, cioè è uno della stessa banda, è legato col diavolo, ha a che fare col diavolo e quindi crea questi giochi spettacolari per farsi vedere, ma è in combutta col diavolo. Si tratta di un'accusa pesantissima. Si tratta di dire che Gesù è nemico dell'uomo, che sta dalla parte del diavolo. È esattamente l'opposto della realtà. E Gesù si pone di fronte a queste accuse in modo durissimo. Una serie di detti sapienziali sono da lui proposti per sottolineare come la realtà stia in un modo molto diverso.
Io combatto Satana, dice. Non sono un suo alleato. È ridicolo dire che io lavoro per il diavolo dal momento che sto mandando via il diavolo. Io lotto per liberare l'uomo dal potere del diavolo. Io sono il più forte e l'ho vinto, lo sto vincendo. È proprio nella morte in croce che Gesù supera il potere diabolico e libera l'umanità. Parla quindi del peccato contro lo Spirito Santo, una bestemmia imperdonabile. Consiste nel negare l'evidenza, nel non voler vedere le cose come sono. La bestemmia contro lo Spirito Santo è la chiusura ostinata nella propria posizione, che non accetta la rivelazione. Dire che Gesù è amico del diavolo significa chiudere gli occhi e non voler vedere la realtà. Questo atteggiamento è prevenuto, è un giudizio preconcetto, ostinato, che non ottiene perdono perché non chiede perdono. Anche i parenti dubitano di Gesù e pensano che sia fuori di testa. Si parla dei fratelli e delle sorelle di lui. Sono i parenti in genere, molto probabilmente i cugini, i parenti della sua grande famiglia di Nazareth, che vanno a recuperare Gesù pensando che sia andato fuori di testa. E quando avvisano Gesù che è presente la madre e i fratelli, Gesù fa finta di niente e mostrando le persone che lo stanno ascoltando li indica dicendo: questi sono mia madre, mio fratello, mia sorella. Chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Gesù rompe con quelle persone ostinate che non lo accettano, ma supera anche i legami della parentela familiare e propone quella disponibilità grande ad ascoltare la parola di Dio per essere discepoli di Gesù. La prima lettura, tratta dal libro della Genesi, ci propone un brano di quello che chiamiamo peccato originale, per mettere in evidenza il rapporto fra il serpente e Satana, per sottolineare come il diavolo sia la rovina dell'uomo. All'inizio il serpente, figura diabolica, ha messo l'uomo contro Dio. Ma la promessa divina, la prima buona notizia, il protovangelo, è l'inimicizia che Dio mette fra la donna, l'umanità, e il serpente, il potere diabolico del mare, e annuncia che il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. È Gesù il Messia, erede di questa promessa, è il figlio della donna, il seme della donna, dell'umanità, che schiaccia la testa del serpente, è il vincitore del male. Noi lo riconosciamo come tale, redentore dell'uomo e liberatore dal potere del male. Il salmo che ci è proposto è il 129, lo conosciamo come De Profundis, è una preghiera che la tradizione cristiana ha legato al culto dei morti, ma è anche il salmo di Natale e quindi è una preghiera di liberazione. Dal profondo della mia condizione di peccato grido a te, Signore, e tu libererai Israele da tutte le sue colpe. Gesù è la risposta di Dio che redime l'uomo dal potere del male e lo libera dal peccato, da ogni legame con il diavolo. La seconda lettura, come di solito avviene nel tempo ordinario, è indipendente dal resto delle proposte.
La seconda lettera di San Paolo, da cui traiamo il brano, è una lettera complicata, scritta in un momento di angoscia, mentre l'Apostolo comincia a pensare seriamente alla probabilità di morire e quindi insegna ad avere davanti agli occhi la prospettiva dell'eternità, non fissando lo sguardo sulle cose transitorie e temporanee, ma riconoscendo quella perenne garanzia che viene da Dio e garantisce la nostra possibilità di andare oltre il tempo. Sappiamo, dice l'Apostolo, che quando sarà distrutta questa nostra abitazione terrena, ce ne verrà offerta un'altra, non costruita da mani d'uomo, perenne, permanente, nei cieli. Aspettiamo questa novità in forza della redenzione operata da Gesù Cristo.